Euroregione News. Rivignano Teor, benemerenze e un anno di feste. Anche per il 2019 le benemerenze sono state assegnate a una persona particolarmente meritevole e la scelta di quest'anno è andata a Nilo Versolato, presidente del Comitato Festeggiamenti di Flambruzzo, alla memoria di Alessio Campanotto, alla Proloco di Aris e alla Ferramenta RP di Virginia Rocco. È un'occasione questa delle civiche benemerenze che ogni anno a ridosso di Natale si ripropone per ricordare alla nostra comunità soprattutto alcuni personaggi che si sono distinti, che hanno al servizio della comunità e che hanno dato un loro contributo perché il paese, perché il comune sia migliore, e quindi l'occasione di citarli come esempi è questa sicuramente in cui tante persone partecipano, ed è anche l'occasione per l'amministrazione oltre che per fare gli auguri ai suoi cittadini, anche per raccontare quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi e per illustrare i progetti per il futuro. In questa occasione abbiamo rivisto un lavoro fatto da alcuni ragazzi che si sono uniti, e questo è molto bello, riscoprendo l'amore per i luoghi, per il territorio, per un posto in particolare, un luogo del cuore, la Villa Otelio Savognan, e si sono ripromessi di valorizzarlo, e ogni anno realizzano un video molto bello con lo scopo proprio di far conoscere questi luoghi in cui si visse l'amore contrastato tra Romeo e Giulietta, la Lucina Savognan, che è la vera Giulietta della storia della novella scritta da Luigi D'Apporto, suo cugino. Ecco, questo lavoro di questi ragazzi è sicuramente una cosa meritevole che noi volentieri apprezziamo, e anche quest'anno l'abbiamo fatto. Il nostro comune Rivignano Teor è fervido, ricco di eventi lungo il corso di tutto l'anno, al suo culmine alla Fiera dei Santi, ma anche a Natale cerchiamo di ritrovare lo spirito della comunità, che si ritrova anche in tante manifestazioni in cui ci si vede, ci si saluta, si sta un po' insieme, si sta bene insieme. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.